En bella radio ni sapantai, nauras tuju sempre de mai. Ciao en tu ilu amiche, su an aveire d'ilivalada sen che si debana un po'. E figuravus qu'ai rescontra un baudu. Mi plazon lu baudu a io. E be ai rescontra un baudu es de pa creire sen che fa. E lu vivo presenta un po'. Allora ti puoi presentare? Mime, siamo del Giovanni Silvano, la Valmairo parda da Dronie e arriva fino a Chiapiero, che ha l'avvio per viaggiare con le macchine e le voiture. De mestiere fa l'artigian, l'ufferie, porte, finestre, ringhiere, cerco di farle come le fasiche in bot, poi possibile con le modelle di bot, le inferrare per i finestre, i portonvie, con i chiocchi, le cose qui. E poi dal 90 che hai sempre avuto la passione di cavalli e su andando con i cavalli fino al 2010. E poi pianta sta per 9 anni. E l'ultimo trekking che hai fatto con i cavalli siamo partiti da Chiapiero e siamo arrivati a Grenoble al raduno lo più grosso che ha in Francia, che si chiama l'Equirando, il ha circa 1200-1300 cavalli. Cavalli, mele, ase, il y a un po' di tutto. E giustamente, in parlando dell'Ucitan, mi puoi dire un po' l'Utulien? Allora, se hai 55 anni, quando sei a scuola, te l'è stanto, che avevo 6 anni a fare il primo elementare, l'era una vergogna a parlarlo, mia madre voleva che parlassi italiano, che l'era in bonocchiello. E qui, in quegli anni, le hanno a perdere, ero su mai mentre che lo recuperi e tu mi lo parlo più o meno, perché mi manco tante parole parlandolo tutti i giorni, però per lavoro si capisce se parlo anche abbastanza con i vie e giù e tacchi mai a parlarlo perché è una bella cosa mantenere le tradizioni. Vuoi sapere se d'autri parlano, se ti serve nella vita? Sì, mi serve tanto in tal lavoro perché quando va a capire queste burgante in le valade parei, hi ha tante persone vieille che parlino lo piemontese e poi l'italiano e ti danno tanto più fiducia se tu arrivi se parli a nostro modo non c'è più cabal perché dico che questi sono di nostri ma mi vedo già ero ma a girare con la melo che va dai marghie per chi ti valade che i marghie sono tutte gente che stanno in pianura e sono in buona a parlarlo perché fitti le montagne mi provo a parlare in più cabal e loro mi becchi come per dire ma chi si stucco e mi fai, su in montagna e mi piace portarlo a Nan e parlarlo. È una lingua che serve, mi sembra, per i turisti también, che hai visto la segnalizzazione binare? Sì, hi ha tanti musicisti che fanno la musica occitana, fanno i balli, le belle per le feste, si diverte in parere la gente. A tutte le feste, la Diamengio, lo Sande, lo Sero, balli in occitano. Allora, io voglio sapere anche perché hai visto che l'Europa ha finanziato un museo di Droneo. Hai udito parlare che gli era in scuola? A Droneo hi ha lo spazio Citan e le sta finanziando penso con i fondi europei o comunque statali e nazionali. Hi ha tutti i turisti che passano da qui, poi Olimpiadi di informazione e tutto. E après ha una scuola che è in Valgrano con Boscuro, a Santa Lucia con Boscuro, e te mandi proprio le minà e parli proprio la lingua occitana. Sì, è bello che si portino anche queste tradizioni perché è importante che i nostri figli, i nostri minà, al posto di giocare sempre con queste tecnologie del telefono e fare più di dialogo fra le persone. Vai tutto a perdere, se tu hai una vita frenetica, è bello anche portare le tradizioni della cucina, di mangiare sano, di piantare le patate, di seminare lo grano, fate lo pan, quelle cose qui. Lo fromage? Perché io vi piace, lo fromage? Le formaggi sì, ecco, sì, te sei siamo agli Albert, e te sono proprio ti nonno, la tua famiglia, tu arrivi proprio di Sinte, che lo caso qui, e a chi adesso te mi sono fermato con lo cambio che è proprio stretto, io ho lo caseificio, sono due figliue che hanno due belli caseifici, a me de ciabre. Allora il y a dei giove? Sì, il y a dei giove che porti, e hanno già due minà con loro, porti ganante, anche
come le tradizioni di famiglia, fanno bosche, schiappi in bosche, lo vendi per poter vivere, tagliano i boschi sempre la zona e per parere. Et per tu est très occitan, est cocarén? Il y a des valeurs occitanes? No, l'importante è anzi lo porto proprio piazza alla gente, anche sentirlo parlare, perché mi vedo se Facebook quando metto le storie della Mullo e di me, de vinche rispondo in Ciapui Ciabal e tutti che mi chiamano ma che lingua lei ha qui, no? Ma da Roma, da Firenze, da Padova, gli amici di Facebook. E io sto smaraviato qua. Perché io me la visite della Maigrana, della nonna Sì, della sì, Maigrana sì. che diceva tutto al simidi. E sto quieto, simidi. adesso mi parla a me, adesso mi dice. E també lo tente fier. Mio madre mi ha sempre parlato piemontese, poco italiano, e quando arrivavo da scuola, che avevo una notte pareil, allora attaccavo a parlare Ciapui Ciabal e usavo sempre il Ciapui Ciabal anche con mio frate. Sono belle tradizioni, io. Allora, Pioggia alla Mula, mi puoi dire un po' la tua storia? Allora, Pioggia ha fatto 3 anni, l'altro giorno, desde agosto, e le nascivo praticamente in Valado, al comune di Celle Macra, all'Alpe di Tibert, che è l'Alpe che va a confinare con lo santuario di Castelmagno e la zona del Castelmagno Frumagge. Praticamente sta 3 anni sempre in libertà, d'inverno calavo ciaballa, abitavo in stabbi, parei coi vacce, coi feve, e mi ha 2 anni che dio a mio figlio, perché è mio figlio proprietario, Luca, che è allevatore, parei, e dicevo se appena mello, mi piace anche fare carchivir per qui per le montagne, prima di essere trovi, e che gli ha sempre venduto tutte. Quest'anno, a aprile, a metà di mai, gli hai di masna mello da l'esame o mai in le vengo a averlo, slacciato in e mi dico la iniziata perché l'ero matto, scappavo, arrivavo in a Ciapallo e tutto, e l'ero un marghie della Valvaraito che l'ero venuto per Ciatallo per portare a Dumallo e portarsi la roba Ciapui alle Grange, alla Malgo, e la iniziata anche per pochi soldi e mi hai deciso di piallo, anche se l'ero matto. Mi sono buttato qui con pazienza, un po' di pane, un po' di marmellato e sono arrivato a buttare la cavezza e ho già buttato una settimana. Da qui 2 o 3 giorni ho buttato la sella, la faccio girare un po' con la longo e da capire più o meno gira a sinistra, gira a destra e sarvaio, proprio tanto. Après ho buttato la sella, pian pianino, e sono montato su, smanin Campacciabal. E se io partito, per un giorno faccio 10 km. Era contenta? Sì, se io tombato 2 o 3 vinche perché io avevo imbuttato lo sotto, avevo paura che quello essere le prime vinche, con chi gli dai un po' fastidio, e che lo secchinavo per mangiare, mi sono tombato 2 o 3 vinche a Nal, perché la sella mi andava a Nal. Comunque, da qui hai attaccato la prima uscita su una Sal Birung, le si de sobre, 2000 metri, hai visto che andavo benissimo. E una cosa, mio figlio mi ha detto che l'attaccavo a destrarlo a giugno, che mi ha detto, intanto a Besnin, mi fai me per la fine dell'estate, a settembre al massimo, te la porto un tessionato con la cavallo, desanfassa al Kersogno. Ma figurati, la fa snen, mi ha preso 15 giorni si una al Kersogno, è tutto documentato tramite Facebook e parei. Hai l'impressione che su Facebook fa un buzz completo? Sì, tanto mi segui da tutte le parti dell'Italia, addirittura stamattina a 6 ore mi travagliavo già perché vedo che travaglio, sono un canino in pensione, io avevo già uno dall'Argentino che mi scriveva che non avevo cugiasse ma di buona notte, mi dice buongiorno perché... Sì, perché la mula di montagna... Sì, e mi dice che la fai vivere dei movimenti meravigliosi, poi hai dato... Perché lei è fremme, secondo me vi piace pioggia e gli hai già detto ma vi piace per me, no? Ma tu mi dici che Karin che mi fa ridere è che cura a ora lo sponsor? Sì, Peirano de Manta, Peirano che è un altro bello storio perché via Mengio mentre calavo dal monte Albergian in Val Chisun e la Valado de Festier hai pistato le bose delle vacce e scarpugliare in tutti i sport del buso e gli hai lavato quintelante la fonte, gli hai violato currento, gli hai lasciato qui e hai fatto il balmime si lava presso una pialo caffè da Felice Lumarghi e da Agli
che mi hanno trattato super bene, mi sono fatto fare qualche foto perché mi sono sempre su letto. E sono venuto a Drunì e sto mattino cercavo i scarponi per venire sì, invece sai dove viene quei sandali, stasera partirei, andrei su a Pragia a piame i scarponi, mi hanno buttato da un canto e le da parei. E invece niente, tanto si splacchi che c'è più per i sentieri, locale, sono parei. È una firma locale? Allora, no, è il negozio da Pede Salusse che ha creato in mie avventure e vende lo marchio Saleva, che tramite Saleva mi ha regalato l'abbigliamento, le braie. È una firma italiana. Saleva è mondiale. Mondiale. Sì, è lo negozio, che era lo negozio, sì, è proprio un bel negozio. E difatti mi a tutti che incontro per qui canto mi vedono, ma lei è pioggia, le pioggia, mi dicono sì, le pioggia. Ma ti si sta con noi senza niente? Anche se conosci in primo la mello che mi... Oui, e sperare si arriva in belli frema che stai bene, pensi che la gente ha l'idea della libertà? Sì. Però comunque sono tutti sempre da fare, quando ti trovi sei in montagna, ti fermi, fai due parole volentieri. Sarà perché i telefoni c'hanno gli hanno segnale, comunque sono tutti contenti di scambiare due parole, ma tu si scherzi che fassi 3.000, gli hanno, come dici nelle pubblicità, Mastercard, Visa Card, gli hanno delle carte di credito che poi pagate che Vegas quanto se siamo a 3.000 metri, perché Vegas tutte le montagne, ma dal bianco al cervino, al viso, Vegas per 50 km, 100 km, se è sobre di nebbia, il y a più di gun, è impagabile. Ma parla dell'amica dell'Argentina che ti ha iscritto, è vero che le mula di montagna sono negli Alpi, nelle Pirenei, agli Anda. La gente vuole andare a cercare l'Everest, l'Himalaya, la Nakaporna, vanno a farsi dei voli e rischia la vita perché il rischio zero esiste anche sulle nostre montagne. Arrivo a 3.000 metri, ma niente di particolare. Se hi ha delle robe esposto che rischia di buttare in pericolo, piccola la vita di pioggia, rinuncio a nascere la montagna. Come dice Spetù, pioggia cammina. Ma una bestia da studiare, le da studi proprio. Ma si dice, voilà, la cavola mai drole con pioggia che ti arriva? Sande canto calaucia bal dal Gran Cheiron e hai buttato le foto su Facebook mentre viaggio, fa dei video in diretto, parei. Arrivo qui, avevo parcheggiato, avevo proprio un bel lac naturale, hai messo la pioggia, messo dei spumi e difatti che anche le mie ammiratrici, le mie fans che hanno subito commentato spogliarello gratis in cui. E vai bene, vabbè, hai la prima pioggia come hai potuto con una borsa di nylon e fai la doccia a chiello, mentre vado a campare mentre al laghetto perché trovo hai tacco che già avevo male ai gambe, mi rinfresco un po', qui fai bene, prima si beccai commenti, pioggia avevo cagato proprio qui in diretta su Facebook e l'hanno visto tutto il mondo, tutti che grignavi, e in diretta su Facebook, è più naturale che pare. Qui també, un'altra galleggiata che cura si scontra a Dronero, che aveva... Sì, in montagna si trova dappertutto, come se si andava all'appuntamento, a Rubens più o meno, a Monga, a Borga qui, e a dei navigatori, intanto i telefoni c'è a Dronia, io mattina per trovarsi a combinare per un cui, avevo girato 2 ore, se telefonavi, e te sei sì, l'osto, e si là lo ban della verdura, e avevo girato 2 ore per trovarsi. La città trebulende più, noi siamo proprio dei montagnini selvaggi. E io volevo sapere se preferissi gli umani, gli uomini, le donne o le mula? No, la mula, le ruse sling, va sempre d'accordo. Ok. L'insieme è mai complicato. Invece la mula mi cordarei, va sempre bene. Nancy Passeggiare, grazie merci per l'intervista e spero che la gente sarà ispirata da questa storia e che tu vas continuare longtemps a passeggiare, a camminare nelle montagne e viva l'Occitania! E viva l'Occitania! Ecco, poi anche aggiunta, so che l'upaire de pioggia, le nase, bel grosse, e arrivo dalla Provenza, quindi le francesi, le nase di origine francese. Siamo un piccolo paese finalmente. E la maire de pioggia le giorni in crocio con dei cavalli di Merens
che arrivano dai Pirenei e io ho beaucoup di allevamenti sì, nelle nostre valade e poi anche salutare i miei amici che ero in cui sono in Pirenei per il concorso Stallone. Allora è una mula occitana. E la mula è occitana al 100%, è occitana doc. E a si reveire. Da Deggio e pioggia la mula, bye bye. Bye bye. Allora per acabar quella intervista, ne acaba in musica en be Lu Serpente che fa l'arrangiamento per la canzone de Pioggia la mula e l'Anen des Scurbi. Cammina, 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 pioggia la mula. Cammina, 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 è bravissima. Cammina, 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 pioggia la mula. Cammina, 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 va dappertutto. Intelligentissima, generosissima, anche bellissima. Cammina, 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 cammina. Cammina, 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 pioggia la mula. Cammina, 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 è straordinaria. Cammina, 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 fino alle vette. Cammina, 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 pioggia la mula. Sui monti Birone, Salza e Belino, Cersogno e Maniglia. Cammina, cammina, cammina e nessuno vada ad arrestarla. Cammina, 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 pioggia la mula. Cammina, 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 che meraviglia. Cammina, 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 pioggia la mula. Cammina, 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 capisce tutto. Le valli occitane son sempre selvagge, belle e coraggiose, di niente hanno paura e come pioggia non piangono mai. Cammina, 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 pioggia la mula. Cammina, 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 è bravissima. Cammina, 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 pioggia la mula. Cammina, 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 va dappertutto. Intelligentissima, generosissima, anche bellissima. Cammina, 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 cammina.